A scuola elementari era sempre il primo, ma solo quando c'era a pausa po' panino, e lo mangiavo sempre, sgombro e cipolla, e ad ogni ruttino ammazzavo la bidella. Un giorno la maestra spiegava i tabellini, ma io ero distratto, ci tagliava i mutandini. Allora incazzata mi mise là in castigo, e chi duca pensai, adesso ve lo dico: Befana, Befana, Befana la maestra, puttana, puttana, puttana la maestra. E poi un altro giorno che c'era geografia, che brutto mal di panza, c'avevo la diarrea, sudato e disperato, non sapiendo come fare, no libri geografia, a fiscia ambienzo mari. Brilla, brilla, la scintilla, brilla in fondo al mare. Venite bambini, venite bambine, non lasciatevi fregare. Prendetevi per mano e cantate piano piano. Giro, giro tondo, casca il mondo, casca la terra e tutti giù per terra. Cadono le stelle per San Lorenzo, io sempre ad aspettare come uno stronzo. L'unica cosa vera che ha sempre caria era la dentiera, però non è di Mazzia. E a 16 anni mi sono fidanzato con una ragazza dal pelo dorato, ma al primo appuntamento l'ho dovuta pagare. Chissà da grande cosa voleva fare. Mr. Max. Che nome assurdo, Mr. Max. Un nome sconclusionato, Mr. Max. E poi canta delle cose, delle stronzate, con dei testi improponibili, volgari, pedestri, adatti alla massa berlusconica. Modica nasce urbanisticamente attorno alle rocche del suo oggi distrutto castello e attorno al grande Duomo di San Giorgio. Quando la città fu distrutta dal terremoto, la fuga della popolazione atterrita nella parte alta della città determina nel corso del Settecento e del primo Ottocento lo sviluppo di Modica Alta. Maria pure Immacolata, da lume Dio, Gesù Cristo, amore mio. Ora stavo in casa mia, abbiamo volato, si è spostata, solo che girando e desidera, stasera c'è gli occhi di Santa Rita. Grazie sua se ne c'è che di Gesù Santo. Sì, sì, una sola. Donna Tripoli, qualcosa ci offrirà, una reggiana dell'Africa. È un po' misterioso ma comico allo stesso tempo, perché si trucca, si copre, magari normalmente uno non lo riconosce. Cioè è lui che ravviva la serata, è lui che ha ravvivato la serata questa sera. Madre di misericordia, Madre prudentissima. Ah, il cavallo, non c'era un mulino. Vergine dei Vergine potente, Vergine clemente. Ci prepariamo per iniziare la Santa Messa e poi, conclusa la Santa Messa, ci dedichiamo un pochino al divertimento.
Non è neanche il personaggio più che fa ridere, sono le parole stesse che ricordano un motivo che ti fischia nell'orecchio continuamente, ma ad un tempo diventano parole completamente nuove, simpatiche. Il suo è un gioco infantile, un gioco infantile adolescenziale, direi, basato su questo amore di un linguaggio osceno, ma senza sostanziale oscenità. A livello artistico è un artista che ci può in terra, va. Modica Bassa e Modica Alta sono due città sociologicamente diverse. Modica Bassa è la Modica degli uffici, delle banche, della borghesia ricca, umanistica e di liberi professionisti, che ha dato nella sua decorosa dignità la cifra culturale fino ai nostri giorni. Modica Alta è la Modica del popolo, è la Modica degli operai e dei contadini, e questa differenza sociologica si vede negli anni 50 e 60 del Novecento anche sotto il profilo del voto politico. La Modica democratico-cristiana bassa e la Modica rossa, la Modica del Partito Comunista, quella alta. Ne vedi sentire. Da facciamo a lui. Che lui. Già lui per giocare che come fai staccare lui? Come fai che non Canta siciliano, un dialetto siciliano, quello. Mi piace per quello Mr. Max, sono un Vax. Aminna, minna e... Vai col coro! Vai! Più forte! La velina in televisione, la gonfia col silicone, la cantante un po' matura ci fa l'impalcatura. Questo tipo di linguaggio chiaramente è tipico, anche andando indietro nel tempo, di una certa espressione culturale campagnola, rusticana. Io ricordo i fescennini che i contadini in alcuni luoghi si lanciavano, lazzi, frizzi, motteggi vari. Le sue canzoni preferite, quindi quale c'è? Che la rosca da bagno, se qua faccio l'idraulico io. Ah, lei fa l'idraulico? Quindi è un problema che sente? È un problema che succede sempre. Mister Max, devo dirti che anche se tu sei di Modica... Sono di Modica, sì. Quindi sei l'ultimo dei modicani, questa è un'altra cosa che ti dicono sempre. Sì, ho fatto un film, infatti. L'ultimo dei modicani, sì. Vai fortissimo anche qui dalle nostre parti. A proposito, salutiamo qualcuno a casa, Modica? Sì, saluto tutta Modica, ciao. Proprio indistintamente. A Modica Alta ci ho abitato fino a 2 anni. Da 2 anni in poi i miei si sono trasferiti qui alla Sorda. Tutte le strade erano brutte, con le pietre, va. Tutti campi, vuoti, sai, non c'erano tutti questi appartamenti che ora hanno fatto. Era una cosa proprio che sembrava che io non ci volevo manco stare. Io ero abituata da Modica Alta a Santa Teresa. Un pochettino mi ricorso in cima che dei pantaloni, non so come ti vedono ora. Ta-dam. Bello! Ah, hai visto che ti vendo sempre un patagone? Ma tu capisci che pantalone che ti fa sopra? No, ma fai un momento lo stick. Perché ti sta un pennello, vai! Perfetto. Un po' di cioccolata. E chissà che a te imposta perché tu riesci a tirare. Per me ingraziare. E intanto, sai, quando viene a capo qualcosa sembra la cicca, sempre cerca qualcosa di spezzuliare.
la terza modica del Sacro Cuore e di Michelica si è sviluppata nel corso degli anni 70 fino ad oggi, essendo nata per rapide ondate di migrazioni che provengono in parte dall'antico quartiere di Modicalta, in parte dalle campagne vicine e dai comuni viciniori a Modica, non ha una identità culturale, ma esprime identità frantumate, multiple, che non si integrano, nel mentre i vecchi profili culturali della Modica storica lentamente si vanno perdendo. E cassette ne hai fatte già tante con tanti successi, anzi ci devo ricordare alcuni con i relativi originali. Con Hanno ucciso l'uomo ragno, mi sfasciare lo scaldabagno, che è stato il primo successo. Sei un mito, hai uito. Voglio andare a vivere in campagna, c'era una picciotta di campagna con tutto il seguito, insomma, Macarena che è Maddalena. Di questo tipo di canzoni e imitazioni, fare addirittura un sistema per vivere è quasi, non è soltanto lodevole, ma del miracoloso, direi io. Lui è un lavoratore, io sì che è un lavoratore. Io ci picca. Io mi sentiamo da mia massa. Ti sentiamo anche? Perché sono vecchio. Sì, vecchio. Se si dice tu, insegniamo quando anni c'è. Ah, forse così non c'è. Un caffè, e come vai? Non come vai a fare. Basta. Ah, sono 70. Vedi che sono 100 anni. Io 63. Io 70 anni adesso. Ma non c'è parlo, 100 anni, 150 anni. Per ringrazio. Siamo un giovincelli. Io vi ringrazio. E mi fece una plastica tutta completa. Tutta la testa è. Come a Berlusconi. Perché hai fatto la vita diversa dalla nostra. Ma sì, questo è un pure. No, io. Questa è ragione. Vabbè, ma non. Sì, dipende pure, però. Poi, no, dipende assai. Dipende assai, tu dici. Dipende assai, basta stare. Dipende assai, basta. Tu dici? Dipende assai. Che combinasti! Ci viene una bella vespa fiammante, fantastica, nuova. Scema! A vespa nuova, nuova. A vespa nuova, nuova. Peccato! A vespa nuova, nuova. A vespa nuova, nuova. Ci viene una vespa fantastica e tu mi buddasti. E ora invece non ci la più. Un tastic, tu mi scalzasti. E ora te ne malapena con bostic. Bestia, io t'avevo detto di stare attenta a stata e di tagliare il ritto. Ma tu sei munita e non capisci niente. Capisci a riguidare, ti scuda sta lente. A vespa nuova, metallizzata, non giro.